Vescovo di Treviso Monsignor Michele Tomasi in visita agli studi di Antenna 3 a San Biagio di Callalta, forte il suo richiamo alla buona comunicazione. Rapine in serata in un negozio di prodotti di bellezza in centro a Mogliano, 2 banditi minacciano le dipendenti ma uno dei malviventi viene bloccato, l'intervento dei carabinieri. Coronavirus e controlli arrivati nel pomeriggio già operativi all'aeroporto Canova, gli annunciati termometri laser, intanto sono negativi i test sul 20enne bellunese ricoverato ieri in ospedale. Dramma ad Altivole, 65enne padovano in sella, la bicicletta travolto da un'auto, l'uomo versa in gravi condizioni al nosocomio di Treviso. Grave incidente sul lavoro in Alpago, 57enne di Vittorio Veneto colpito da un'impalcatura d'acciaio staccatasi, improvvisamente l'operaio ferito in modo serio. Eccezionale intervento all'ospedale Cafoncello di Treviso, bimbo di 9 anni affetto da gigantismo operato da un'equipe intervenuta su un tumore. Guerra agli ecovandali a Casale sul Sile, cestini pubblici riempiti di rifiuti ad ogni ora, uno in azione ripreso dalle telecamere. A Londra un bancomat somministra automaticamente calici di prosecco, l'ira del consorzio DOC, truffa ai consumatori e danno d'immagine, agiremo per vie legali. Buonasera, ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque l'avete sentito ora dai titoli, l'apertura di questa edizione è per la visita del Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, agli studi trevigiani di Antenna 3 del gruppo Media Nord-Est. È forte il suo richiamo alla buona comunicazione. Non si regge una democrazia quando non c'è una informazione corretta, dove le persone non hanno accesso alle informazioni. Se non sappiamo non possiamo contribuire a decidere, e se sappiamo male decidiamo male, se sappiamo bene decidiamo bene. Uno spunto di riflessione ma anche uno stimolo a migliorare sempre il nostro impegno, quello lanciato oggi dal Vescovo di Treviso in visita agli studi di Antenna 3 del gruppo Media Nord-Est. Ad accoglierlo gli editori Giovanni e Filippo Iannacopoulos e il direttore Luigi Bacialli, oltre a tecnici e giornalisti impegnati nelle produzioni quotidiane dell'emittente. Una visita negli studi dei telegiornali raccontando il presente dell'informazione locale che guarda costantemente al futuro. E la buona comunicazione sottolineata dal Vescovo è stato lo spunto di riflessione dell'editore Filippo Iannacopoulos. Abbiamo sulle spalle quello che ci ha detto, che ci consola ma ci dà anche l'impegno di dire facciamo bene il nostro lavoro, perché è lì, proprio su questa parola bene, ogni singolo compito, ogni singolo momento della nostra giornata, è perché abbiamo un servizio di interesse pubblico e quindi questa parola bene, no, che si lega poi a tutto, deve essere il centro della nostra azione. Un impegno importante, ha sottolineato il direttore Luigi Bacialli, in un tempo dove ad internet troppe volte si associano quelli che la Bibbia indica come i falsi profeti. In un momento in cui prevalgono i social con le informazioni strampalate e anche a volte molto insidiose e pericolose, l'informazione che garantisce il nostro gruppo è davvero molto importante, perché credo che contribuisca non solo a trasmettere anche dei valori, no? La serietà, la precisione, soprattutto il contatto con i cittadini, no? I nostri editori hanno sempre detto, fin dall'inizio, sempre dalla parte dei cittadini. E in un tempo dove il digitale e la tecnologia portano paradossalmente sempre più all'isolamento, per Monsignor Tomasi la risposta sta sempre nel buon uso della televisione. Come utilizzerebbe la televisione Gesù Cristo oggi? Lo utilizzerebbe per contattare le persone e per fare dei grandi raduni dove può incontrare personalmente le persone. Ecco, la televisione e gli strumenti di comunicazione anche elettronica come strumenti, come opportunità per incontrarsi, per tornare sulle piazze a vedersi e a festeggiare insieme. Al termine della visita la benedizione del Vescovo a tutta la grande famiglia del gruppo Media Nord-Est. E la benedizione di Dio, che è amore onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi tutti e con voi rimanga sempre. Amen. E buon lavoro e buona vita. Bene, ora andiamo a Mogliano, dove proprio pochi minuti fa si è consumata una rapina in un negozio di prodotti di bellezza. Per noi proprio sul posto c'è il nostro Lucio Zanato. Lucio, buonasera.
Buonasera Daniela, buonasera ai telespettatori di Antenna 3, mi trovo nella galleria di Via Zara in pieno centro a Mogliano Veneto, dove alle 6:30 si è perpetrata una rapina ai danni della commessa che ha all'interno dell'Air Beauty, il negozio che vedete alle mie spalle. La dinamica è molto semplice, ce l'hanno raccontata i negozianti vicino che sono intervenuti immediatamente a supporto della ragazza aggredita. Due persone si sono intrufolate, una ha cominciato a parlare con la ragazza mentre l'altra si è intrufolata dietro il bancone andando a rovistare nel magazzino. A quel punto la ragazza si è accorta di cosa stava succedendo e ha cominciato a chiedere aiuto. Nel momento in cui si chiedeva aiuto, evidentemente hanno arraffato pare del contante. Nel frattempo sono arrivati appunto i negozianti vicini, insomma hanno cercato di dare supporto. Uno dei due è fuggito, l'altro invece è stato bloccato e consegnato ai carabinieri. In questo momento quello è quello che noi sappiamo che una delle due persone appunto è fuggita, l'altra invece è stata consegnata alle forze dell'ordine. Evidentemente le indagini sono in corso. Per la ragazza, vedete, il negozio è chiuso, momenti evidentemente di forte tensione e soprattutto di apprensione. Per il momento da Mogliano è tutto, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Lucio e buon lavoro. Noi andiamo avanti, parliamo di coronavirus. Dopo Marco Polo di Venezia e Catullo di Verona sono arrivati e già operativi anche all'aeroporto Canova di Treviso i termometri a infrarossi. I nuovi dispositivi segnaleranno tutti i soggetti con temperatura corporea uguale o superiore al 37,5, ma il canale sanitario scatterà solo se il soggetto in questione sia stato in Cina nei 14 giorni precedenti. Inizialmente il Canova, così come gli altri due aeroporti veneti, non era stato interessato dai controlli vista l'assenza di voli diretti con la Cina. E nel frattempo è arrivato anche il risultato del test sul giovane ricoverato ieri a Belluno nel reparto di malattie infettive del San Martino per un sospetto caso di coronavirus. Gli esami hanno dato esito negativo, il ragazzo è stato dimesso. La buona notizia è arrivata a metà pomeriggio quando dall'ufficio stampa della Regione Veneto è stato diramato l'esito dei test eseguiti a Padova sui campioni prelevati al giovane ricoverato da ieri nel reparto di malattie infettive del San Martino di Belluno. I test sono negativi al coronavirus, ha comunicato la direzione prevenzione della Regione Veneto. Gli esami sono stati eseguiti dal personale del laboratorio di riferimento regionale dell'azienda ospedaliera di Padova. I tecnici regionali precisano che la procedura prevede che vengano inviati al centro di riferimento nazionale dello Spallanzani di Roma solo i casi che dovessero risultare positivi. Il ricovero del giovane, rientrato lo scorso 30 ottobre dalla Cina, dove stava svolgendo un tirocinio di 3 mesi al consolato italiano di Jiangsu, a 850 km dall'epicentro dell'epidemia causata dal coronavirus, era stato disposto in via del tutto prudenziale ieri a causa del sopraggiungere in questi giorni di poche linee di febbre e di qualche colpo di tosse. Lo studente al suo rientro, senza sintomi di malattia, era stato consigliato dal virologo del San Martino di Belluno di rispettare 15 giorni di isolamento in via precauzionale. Al suo ingresso in reparto lo studente era però sfebbrato e le sue condizioni di salute sono risultate buone pure oggi. La direzione generale dell'ULSS Dolomiti ha comunicato che nel pomeriggio il ragazzo è stato dimesso. Continuiamo con la cronaca. Grave incidente oggi intorno alle 13:30 ad Altivole. Una macchina ha travolto una bici condotta da un 65enne di Padova. L'uomo è sotto subito soccorso dagli uomini del SUEM 118. Sul posto anche l'elicottero che ha trasportato il ciclista con un grave trauma cranico all'ospedale di Treviso. L'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni. La strada è stata bloccata per permettere le operazioni di soccorso. E grave incidente sul lavoro questa mattina a Pieve dal Pago, dove un 58enne di Vittorio Veneto è stato colpito da un'impalcatura d'acciaio staccatasi accidentalmente dal montacarichi sul quale l'uomo stava lavorando. È successo alle 10 circa nell'azienda di Carpenterie Romor. La squadra dei Vigili del Fuoco assieme al personale del SUEM hanno liberato l'uomo incastrato e trasportandolo poi in ospedale a Belluno. Il 58enne non sarebbe in pericolo di vita. Ed ora invece parliamo di un intervento avvenuto al Caffoncello su un bimbo di 9 anni affetto da gigantismo. Sentiamo.
Un intervento eccezionale, delicato, durato diverse ore. Il paziente è un bimbo di 9 anni affetto da gigantismo provocato da un tumore ipofisario. Il piccolo, che è stato seguito dalla pediatria di Vicenza, ha raggiunto 1,65 m. Ad operarlo al Cafoncello un team composto da Massimo Sonego di Otorino-Laringoiatria e 2 neurochirurghi, Jacopo Del Verme e Domenico Billeci. Il gigantismo è una rara condizione clinica caratterizzata dall'eccessivo accrescimento somatico. Nel momento in cui questo ormone, per la presenza di un tumore benigno, ma comunque di un tumore, produce in eccesso durante la fase di sviluppo questo ormone, ecco che le dimensioni in altezza del piccolo diventano notevoli. Se non corretto, l'aumento della statura avrebbe potuto associarsi a patologie del sistema cardiocircolatorio e del sistema scheletrico sottoposto ad anomale sollecitazioni. Come sta ora il bimbo? Il bimbo sta molto bene, è stato dimesso, è stato controllato anche sotto il profilo anatomico delle fosse nasali, che va tutto bene. L'ho visto, è in piedi, cammina, è felice, non ha alcun segno invasivo perché l'intervento si fa per via endoscopica, per cui nessun taglio, nessuna incisione. È tornato a casa e sta bene. I primi esami effettuati al Cafoncello hanno dato ottimi risultati. Noi abbiamo visto già il crollo dell'ormone dell'accrescimento a valori normali, abbiamo già fatto i controlli nel post-operatorio, per cui questo è l'augurio grande, dovrebbe crescere normalmente. Ed ora parliamo invece del convegno questa mattina a Villorba organizzato dalla CGIL di Treviso per parlare di politiche di genere ed elaborare una piattaforma da inserire nella contrattazione aziendale per dare alle donne le stesse opportunità dei colleghi uomini. Ruoli apicali spesso off limits, difficoltà nel far carriera, salari inferiori rispetto ai colleghi uomini. È la fotografia delle donne oggi nel mondo del lavoro. Una situazione che ha spinto la CGIL di Treviso a riflettere sulle misure da mettere in campo per attuare un'inversione di marcia. Da qui il convegno organizzato a Villorba, a cui hanno preso parte molte RSU, con un obiettivo: elaborare una piattaforma confederale che dia spunti su determinati concetti da inserire in fase di contrattazione aziendale. Per far capire che nelle piattaforme che presentiamo per la contrattazione di secondo livello c'è l'esigenza, la necessità proprio di inserire dei pezzi anche di equilibri, di conciliazione di vita, di tempi di vita, di tempi di lavoro. Abbiamo la necessità di inserire dei percorsi trasparenti di carriera all'interno delle aziende. Le politiche di genere dunque devono avere un peso significativo a livello di contrattazioni, in modo che tutte le professionalità possano affrontare un percorso di crescita, che si tratti di uomini o donne, ma anche modificare le modalità di ingresso nel mondo del lavoro. Nel momento in cui uno arriva a fare il colloquio, la prima domanda che gli fanno è: hai figli? Oppure hai intenzione di farli? Quindi in quelle condizioni là noi vogliamo proprio cercare di creare un altro meccanismo di ingresso anche nel mondo del lavoro. Offrire ai lavori quell'assistenza che già esiste nei paesi del nord, dando l'opportunità a uomini e donne di vivere la propria famiglia parallelamente alla carriera professionale. Corsi di maternità, maternità facoltativa, degli equilibri, dei permessi a livello di permessi parentali, quindi anche per gli uomini quando nasce un figlio. Un confronto, quello voluto dalla CGIL di Treviso, per attuare un cambiamento culturale nella società, ma anche all'interno della stessa organizzazione. Da una parte dobbiamo fare il cambio culturale, dall'altra parte dobbiamo creare delle dinamiche veramente equilibrate, nelle quali tutti si trovino nelle condizioni di poter essere se stessi. Presente al convegno anche l'ex segretario generale della CGIL Susanna Camusso. Sentiamo. C'è un'idea regressiva che è un'idea di estromissione in realtà delle donne dalla scena pubblica, dalla scena del lavoro, dalla svolgere, come dire, ruoli tra virgolette generali invece che essere relegati all'interno della famiglia. Susanna Camusso, di fronte ad una platea soprattutto femminile, parla di una regressione nella cultura di oggi sul tema della donna, la cui libertà troppo spesso viene negata anche nei luoghi di lavoro. La maggiore precarietà delle donne riguarda il fatto che il part-time obbligato è tema che riguarda le donne, che le retribuzioni siano inferiori, che i permessi non siano date. Anche Susanna Camusso, durante i 9 anni ai vertici della segreteria della CGIL, ha dovuto confrontare
confrontarsi con queste dinamiche. È una storia di conflitto e di affermazione, perché in realtà vale sempre ciò che ahimè vale in tutti i processi di lavoro, quello che si tende a fare alle donne molti più esami, dando per scontata una superiorità maschile che non esiste. Serve un cambio culturale, sottolinea la Camusso, che aggiunge però come questo non sia sufficiente, ma come siano necessarie norme a livello politico, ma anche all'interno dei luoghi di lavoro, perché, spiega, troppo spesso certi comportamenti o discriminazioni nei confronti delle donne non trovano la condanna dei colleghi uomini. Norme ci vogliono nei comportamenti nelle imprese, a partire per esempio dal fatto che l'atteggiamento che spesso hanno le imprese, che è quello di dire noi non abbiamo nulla a che fare, è un tema di relazione tra i dipendenti, è un modo di lavarsene le mani, mentre invece possono fare prevenzione, formazione e anche sanzione dei comportamenti. Blitz della Polizia Locale di Treviso, 2 locali chiusi. La prima operazione si è svolta in via Ronchese, dove era stato segnalato un negozio di alimentari che secondo alcuni utenti presentava gravi carenze igienico-sanitarie. Il negozio operava senza energia elettrica, esponeva confezioni di merce senza alcuna indicazione della scadenza e della provenienza ed etichettatura illeggibile. I prodotti sono stati sequestrati ed il locale è chiuso. Pare che in alcune confezioni ci fossero anche degli insetti. Il nucleo commerciale è levato a carico del titolare, un cittadino nigeriano di 29 anni, una sanzione di 2.500 euro. L'uomo è stato denunciato. Il secondo controllo riguardava invece la vineria di San Liberale, completamente abusiva. Il locale somministrava vino senza alcuna autorizzazione. Il titolare è multato di 5.000 euro e ovviamente anche in questo caso l'attività chiusa. Ed ora parliamo di ecovandali che colpiscono a Casale sul Sile cestini pubblici riempiti di rifiuti ad ogni ora, con sacchetti strapieni. Il sindaco Stefano Giuliato: stiamo monitorando le zone ed è già stato pizzicato qualcuno. Immortalata da una videocamera, una persona esce dall'auto e getta un sacchetto pieno di rifiuti in un cestino pubblico. Un fenomeno, spiega il sindaco Stefano Giuliato, in crescita soprattutto negli ultimi mesi nel territorio. Persone che decidono di disfarsi dell'immondizia anziché nei propri contenitori in quelli comunali. Grazie all'azione dell'amministrazione e alle segnalazioni dei cittadini, il comune è riuscito ad ottenere i primi risultati. Da un'indagine che stiamo facendo anche grazie al bacino Priula ci si accorge che c'è di fondo un'ignoranza, perché non si conosce la tariffa e gli scarichi che già sono all'interno della tariffa base. Piuttosto stiamo notando magari anche qualcuno che viene da disagio sociale, magari tipo accumulatori seriali, che poi escono e scaricano nei cestini pubblici. Ciò non toglie che comunque ci sono anche e soprattutto gli ecovandali che non rispettano l'ambiente in cui tutti viviamo. Chiunque verrà sorpreso e immortalato a gettare rifiuti sarà sanzionato. Anzi, continua il primo cittadino, le multe dovrebbero essere aumentate. Non solo, ma in alcune zone del comune sono state scoperte anche delle mini discariche. Ci sono anche delle mini discariche che anche in quel caso stiamo monitorando con delle particolari fototrappole, e quindi anche lì ci sarà una guerra a campo aperto. Presto partirà un controllo incrociato per verificare se ci siano persone nel territorio che addirittura non abbiano mai ritirato i bidoni dei rifiuti del comune. Stiamo iniziando una campagna porta a porta, grazie ai dati incrociati tra noi di amministrazione comunale e loro come Contarina, in cui stiamo identificando proprio con il bisturi quelle persone che non hanno mai fatto uno sversamento. Una battaglia serrata contro gli ecovandali. Ed ora ci fermiamo per un attimo di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Fa discutere l'installazione di un bancomat di Prosecco alla Spina nel centro di Londra. È un distributore automatico di calici di Prosecco creato su iniziativa di una vineria della capitale. Immediata la reazione del presidente del consorzio di tutela del Prosecco DOC Stefano Zanette, secondo il quale rappresenta una frode nei confronti dei consumatori inglesi che, oltre ad un serio danno di immagine per la nostra denominazione, il consorzio si è attivato con i propri legali al fine di contestare l'illegittimo riferimento alla denominazione Prosecco apparso sul distributore londinese. Il consorzio sottolinea anche che saranno intraprese iniziative opportune contro chiunque in Italia e all'estero continuerà a somministrare del vino alla Spina vendendolo come Prosecco. Ed ora siamo quasi nel weekend, quindi vediamo come sarà il tempo nei prossimi giorni con le previsioni del generale Iannicelli.
Permane un campo di alte pressioni un po' su tutte le nostre zone, quindi questo vuol dire stabilità, quindi ancora cielo in prevalenza sereno, anzi totalmente sereno per la giornata di domani. Ecco, le nubi sono qualcosa di raro in questi giorni, e per domenica la stessa cosa, anche se comincia un piccolo peggioramento, quindi potremo avere qualche nube stratificata ma senza effetti. Il peggioramento arriverà lunedì, temporaneamente scorrerà qualche ramo di sistema perturbato, quindi non esclusa qualche breve precipitazione e qualche nevicata in montagna, ma diciamo questo è positivo, perché grazie, intanto stiamo usufruendo degli effetti dei venti forti che sono scesi dalle Alpi, i venti di Fen, che hanno ripulito soprattutto l'inquinamento e hanno fatto innalzare la temperatura, e gli effetti ce li porteremo ancora per un paio di giorni, effetti positivi. Poi lunedì dovrebbe cadere qualche goccia d'acqua, anche questa sarà positiva, questo quindi lascia ben sperare ancora per quasi tutta la prossima settimana per quel che riguarda i valori di inquinamento. Diciamo dopo lunedì avremo di nuovo un miglioramento, quindi durerà per quasi tutta la prossima settimana. I venti sono deboli naturalmente, con tendenza però ancora a provenire dai quadranti settentrionali, le temperature sono al di sopra della media, infatti le minime in pianura almeno 0 gradi o qualcosa, ma poca cosa sotto lo zero, quindi piccole gelate, ma all'alto diciamo le massime però con tutta questa insolazione avremo 10-11 gradi, che è al di sopra della media, l'Alta Adriatica è previsto poco mosso. Ed ora siamo alla nostra pagina da Bellune Provincia. Patto fra provincia e Camera di Commercio contro la crisi del commercio e lo spopolamento della montagna. Ha chiuso il bando di sostegno ai negozi di vicinato. Padrino e Pozza sarà rifinanziato. Abbiamo recuperato dei fondi per sostenere le attività commerciali, artigianali e del mondo della produzione, in modo tale che si possano sviluppare, incrementare la loro potenzialità di crescita e soprattutto dare una risposta allo spopolamento e alla chiusura delle botteghe. Ha colpito nel segno ed è andato incontro alle necessità del territorio il bando di sostegno ai negozi di vicinato nato dall'accordo di programma sottoscritto da Provincia e Camera di Commercio di Belluno Treviso. 104 le domande pervenute, accolte nella quasi totalità, un esempio di come sia possibile mettere in campo politiche concrete a favore della montagna. I risultati dell'iniziativa sono stati presentati a Palazzo Piloni a una settimana dagli Stati Generali che si sono tenuti a Roma. Il commercio, i servizi sono uno delle leve che possono assolutamente fermare lo spopolamento dei nostri territori, ma soprattutto garantire servizi per i cittadini che sono residenti nelle nostre valli e soprattutto anche per i nostri visitatori. Alcuni dei progetti portati a Roma contro lo spopolamento sono stati valutati dal Ministero degli Affari Regionali e assunti come progetti pilota da replicare nelle aree montane italiane. Quello relativo al sostegno ai negozi di vicinato è uno di questi e sarà rifinanziato anche col duplice obiettivo di combattere la crisi del commercio causata negli ultimi tempi dalla preponderante concorrenza dell'e-commerce che sta erodendo quote significative di mercato ai piccoli negozi così come alle grandi catene di vendita. In questa maniera qua siamo riusciti a sostenere delle attività che offrono un servizio diretto ai nostri cittadini. Questo bando l'obiettivo è di rifinanziarlo, di ampliarlo anche a altre categorie. E come ogni venerdì invece vi ricordo il nuovo appuntamento proprio questa sera con la nostra storia. Vediamo quindi di che cosa si parlerà con una prima anticipazione. I comuni italiani e veneti l'avevano detto a chiare lettere anche al Presidente del Consiglio Craxi, intervenuto in ottobre a Padova all'Assemblea nazionale della loro associazione, l'ANCI. Senza una reale autonomia impositiva e senza un'organica legge triennale sulle autonomie locali, i comuni rischiano il collasso finanziario e la paralisi progettuale a lungo respiro. Concetti di oggi, raccontati in un telegiornale di 33 anni fa. Questo è uno dei temi della nuova puntata de La nostra storia, l'appuntamento del venerdì sera dalle 21:15 ad Antenna 3. Con il sindaco di Asolo approfondiremo questo tema, ma anche il percorso UNESCO della città dei 100 orizzonti, arrivata al secondo millennio senza cambiamenti epocali, rivedendo volti e storie di un'epoca dove la politica era estremamente variegata.
E il pentapartito nelle sue declinazioni trevigiane sarà un altro dei temi toccati, guardando le immagini di un vertice, quando il sindaco era espressione partitica più che popolare. Infine racconteremo alcune grandi incompiute della città di Treviso, raccontate così in un altro servizio del 7 febbraio 1987. Sì dunque dalle due commissioni al progetto di collegamento di Viale Brigata Marche con Viale della Repubblica. La strada farà anche da importante collegamento tra Viale della Repubblica e la prevista tangenziale est. Tangenziale est, la cui progettazione di massima ha pure ottenuto il parere positivo delle due commissioni. Avrà inizio dalla tangenziale sud, all'altezza della rotonda dell'ospedale, per raggiungere la zona del casello autostradale di Treviso Nord a Lancenigo. Dunque questa sera, vi ricordo, 21:15 con la nostra storia, ma prima la nostra trasmissione 20:10, parleremo del giorno del ricordo con Pietro De Cleva, esule istriano dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Svello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero. Benvenuti al meteo. Situazione meteorologica stabile per effetto di un anticiclone che insiste sul nostro territorio. Il dettaglio di sabato 8 febbraio. Sul Veneto ampio soleggiamento dappertutto, il cielo si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori, salvo per locali foschie al mattino sulla bassa pianura. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra 7 e 11 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole un po' su tutti i settori, infatti non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, valori massimi invece tra 10 e 11 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui il sole sarà prevalente con poche nubi a carattere sparso un po' su tutti i settori. Temperature minime fino a -4 gradi, massime invece tra 9 e 12 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Svello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero.